Noi invece non siamo timidi. Assolutamente pronti a fare un no. sacco di domande, a Sì, raccontare un sì, sacco sì, di sì, storie. abbiamo un primo ospite che tra l'altro lo conosco da un po' di anni, è un regista molto impegnato, è palermitano, si chiama Luciano Accomando, è stata una delle prime persone che ho conosciuto quando mi sono trasferito a Palermo e l'ho conosciuto a Venezia al Festival del Cinema 11 anni fa in occasione della presentazione del film di Tornatore Baria. Mi ha molto colpito questa sua iniziativa, lui insegna e ha deciso di condurre dei laboratori didattici al carcere minorile di Malaspina. Carcere che, come sai, è stata location di tanti film, Uno per tutti, Mary per sempre, di Grimaldi, dove lì è uscita anche una generazione di attori in erba, assolutamente neofiti, quindi ragazzi che non hanno mai studiato recitazione, ma come si tanti suol che poi dire, hanno talenti continuato. naturali, per cui Luciano Possiamo iniziare ad invitarlo qui su Facebook, testiamo il magari, collegamento. eccolo. Ecco, buongiorno Luciano. Ciao ragazzi, buongiorno. Ciao caro, so che hai la prima ora, mi pare alle 9, per cui dobbiamo Alle fare 10. alle 10. Ok, ci Che tenevo molto. classe? Vai. Sono in terza media. Ah, e che Quindi, cosa fanno per ora quindi come programma? stiamo facendo in questo momento, inizieremo a fare il romanticismo musicale, quindi insegno musica, quindi ci divertiremo un pochettino. Ok, che non ci bello. interrogare sul romanticismo musicale perché secondo me cadiamo malissimo. Tu sei io non, no, cadiamo Cioè, malissimo. Mio figlio fortuna, potrebbe essere un buon consulente. io ho sempre un'alternativa in questi casi. Guarda caso sta finendo il brano che c'è Sì. alla radio, quindi ci dobbiamo spostare anche in Così diretta facciamo FM. una presentazione adeguata Ufficiale. di Luciano. E Esatto. noi evitiamo la domanda dove prenderemo 2 tagliato. Andiamo subito in FM. Le vibrazioni con tantissimo, è così che torniamo in diretta all'interno di Open Day Cinema in questo martedì 22/2/22, mi piace quindi lo ripeto. Bello. Diamo subito il benvenuto al nostro primo ospite di oggi, Ivan, lo vuoi presentare tu? Assolutamente sì, in offline, quindi sulla diretta Facebook, dicevo dove ci eravamo conosciuti per la prima volta, Luciano, ok, è con noi Luciano Accomando, regista, sceneggiatore, che ci parlerà di una bella iniziativa proprio di questi giorni al carcere minorile di Malaspina. Ma Luciano, noi ci siamo conosciuti 11 anni fa a Venezia per la presentazione del film di Tornatore Baria. Lì muovevo i miei primi passi da direttore della sede siciliana del centro sperimentale, ci siamo proprio ritrovati appunto su una serie di belle di immaginazioni, no? Legate appunto al cinema. Nei giorni scorsi appunto mi ha colpito questo articolo che ti hanno dedicato sull'esperienza dei laboratori didattici sui mestieri del cinema. Come sai, Open Day Cinema ama raccontare il dietro le quinte del film, e quindi tu cadi a fagiolo, come si suol dire. Luciano, benvenuto. Buongiorno, sì, ci siamo conosciuti nel lontano 2009, c'era con noi la buona il prof Buttitta, ricordiamo, un grande uomo. Grazie. Questo progetto è finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Dipartimento della Gioventù, nasce con l'idea di coniugare sociale e cinema. Io ho sempre portato avanti dei laboratori in carcere sul teatro, questa volta invece la possibilità di lavorare all'IPM con i ragazzi. L'idea è quella di realizzare un vero e proprio film. Stiamo quindi realizzando 5 laboratori, uno produzione, fotografia, scenografia, regia, sceneggiatura e suono. Stiamo scrivendo la sceneggiatura e poi a luglio ci saranno le riprese. Parte delle riprese le realizzeremo all'interno dell'IPM proprio per dare ai ragazzi la possibilità anche di testare sul campo le competenze acquisite. Quindi i vari caporeparto in questo momento stanno facendo lezioni di cinema
Antonio Rao la fotografia, Mirko Cangiamini il suono, Alessia D'Amico la scenografia. Io sto scrivendo con i ragazzi la sceneggiatura, e quindi un viaggio vero e proprio nel mondo del cinema. C'è grande passione da parte dei ragazzi, grande attenzione e grande collaborazione da parte delle istituzioni, quindi c'è tanta voglia di fare. Eliana, è bella questa formula dei tutor professionisti che comunque guidano, orientano e sanno cogliere e quindi il talento anche che c'è in questi ragazzi, un po' come veramente dei talent scout, un po' come gli esploratori. Porti il lavoro in fase di formazione, sia in termini appunto di riconoscere il talento, sia permettere a chi si sta formando di confrontarsi e porre le domande a chi sa rispondere grazie all'esperienza vera, non solo alla teoria. È vero. Luciano, l'hai definita una favola moderna, mi è piaciuta molto questa definizione, ambientata in un quartiere ai margini. Sono certo che uscirà una bella storia reale. Sì, in questo momento non vogliamo svelare nulla. Sì, una favola moderna, una protagonista sarà una ragazzina dai 14 ai 16 anni, la stiamo cercando. È una nonna un po' dura, anche qui abbiamo già preso dei contatti e sarà una sorpresa bellissima. Anche le location ci stiamo muovendo bene, a me piace programmare il tutto con grande anticipo, e quindi stiamo componendo un pochettino tutti i tasselli e piano piano ci avviciniamo alla data in cui partiremo con le riprese, che come dicevo saranno a luglio, però appunto c'è tanto lavoro da fare. I ragazzi stanno realizzando le scenografie, ad esempio all'interno dell'IPM, tutti gli oggetti di scena, e quindi loro è un lavoro di supporto fondamentale per la riuscita del film. Io ovviamente non ho osato chiederti né immagini né fotografie proprio per non bruciare il progetto, ma per la nostra diretta Facebook ho scelto il trailer di uno dei suoi 2 film, Immagine dal vero e Un caos bellissimo, film veramente adorabili che hanno come protagonisti gli stranieri qui in Sicilia e qui a Palermo. Quindi Eliana, se vuoi li vediamo subito in diretta streaming sulla pagina Facebook di Radio In, mentre per chi è alla radio spazio alla musica, e allora ripercorriamo anche le note dell'ultimissimo Festival di Sanremo. Il ritmo è quello di Gianni Morandi con la sua Apri tutte le porte. Facciamo così. Ho un lavoro da finire e mi restano pochi giorni. Tu mi aiuti? Mi fai da assistente. E io in cambio ti faccio conoscere la città. Palermo, conca d'oro, nutre gli stranieri e divora i suoi. Ma lo sai che c'è? Che tu non te la meriti questa città. Questa città è solo per chi ne sa vedere la bellezza. Si chiama Palermo questa città. Tu non la chiami mai con il suo nome. Non si può amare senza conoscere. Tentando di ucciderci. Perché i miei genitori mi hanno mandato qui? Perché proprio la città da cui sono fuggiti? Perché proprio in questo caos? Quello che ho davanti è Io subito quando arrivo davanti alla mare sono messo paura, perché nella mia vita non ho mai visto a mare così. L'ho messo in ginocchio e ho pregato. È cominciata la guerra che non abbiamo saputo mai chi contro chi è. La guerra io contro mio fratello, ma mai saputo perché. La clandestinità è un posto dove tu non hai diritti, e quando tu non hai diritti sei ricattato in tutti i modi. Certe volte mi vergognavo di dire che ero rom, tra virgolette vergogna, ed è una cosa brutta, perché quando dici rom, mettiamo le mani avanti. Non ci sono 3 razze umane o 4, c'è una razza sola. Non sono cresciuto con la discriminazione, eravamo tutti uguali. Non conoscevo la parola razzismo. Io credo di essere una risorsa per Mazara, perché alla fine sto rispettando il mio lavoro. È stata una cosa positiva venire qui. Nel mio paese non sarei riuscita a fare quello che sono riuscita a fare qui. L'immigrato è visto come un ladro, un assassino, uno che ti ruba il lavoro.
magari non è visto come una fonte di ricchezza. E non è facile partire, non è facile lasciare il suo proprio paese, dove sei nato, ai amici, ai parenti, tutto è legato alla tua terra. Appena arrivi qua ti si butta in un centro di accoglienza in cui nessuno ti considera, tu sei lì, mangi, dormi, aspetti. E invece di aprire le porte, anzi abbiamo aperto una porta in diretta streaming su Facebook su una realtà che può sembrare tanto distante, ma qui sono 1000 porte che si aprono perché ogni storia nasconde un mondo diverso. Una sola parola: integrazione. Luciano, che bello rivedere queste immagini, tra l'altro mi hai dato l'onore anche di proiettarlo ai cantieri, alla scuola, quindi questo è stato veramente emozionante. Sì, ci siamo visti poi a Sarina, ricordi? A Sarina Esatto. Sì, l'idea anche qui, un progetto anche questo era stato finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, perché vedi, la vita un po' ti sceglie, un po' la scegli. Sono riuscito a coniugare 2 mie passioni, il sociale e il cinema, e quindi a farne un lavoro. Con Immagine dal Vero volevamo raccontare l'altra faccia dell'immigrazione, l'immigrato come risorsa, veniva sempre appunto raccontata questa storia, però c'erano pochi esempi da mostrare, quindi abbiamo raccolto in giro per la Sicilia diversi esempi di successo di immigrati, li abbiamo raccolti in questo film documentario che ha avuto davvero grande successo. Tanti riconoscimenti. Per noi. Scusa? Dico tanti riconoscimenti. Sì, tanti riconoscimenti, tanti festival, tanti premi. Ma la cosa più bella è stato quello di portarlo in giro per le scuole della Sicilia e mostrare questi esempi positivi ai ragazzi per dar loro appunto degli esempi e dei modelli di riferimento. Luciano, dicevo a Eliana mentre guardavamo il trailer quanto bisogno c'è di educare ai linguaggi dell'audiovisivo in generale e del cinema nelle scuole, e di quanto bisogno ci sia di professionisti che possano portare appunto una nuova vita, una nuova luce nelle scuole rispetto a dei progetti, anche dei fondi che a volte non vengono spesi, o se vengono spesi con persone che non hanno nulla a che fare con il cinema. Luciano. I ragazzi oggi sono bombardati da immagini fissi e semoventi. Il problema è che non hanno mai preso in mano una macchina fotografica, perché utilizzano ormai gli smartphone per raccontare il mondo. È comunque un linguaggio bellissimo, però diventa poi fondamentale offrire gli strumenti, la grammatica per poter raccontare attraverso il cinema. Quindi io da sempre porto avanti dei laboratori nelle scuole, sia di teatro ma anche di cinema, proprio perché ci credo. I risultati poi nel tempo, negli anni arrivano, anche perché c'è davvero tanto bisogno, lo sai meglio di me, di professionisti del mondo del cinema. La Sicilia è un set a cielo aperto, abbiamo tanto lavorato per questo progetto, io venne anche insieme nel passato, e la possibilità quindi anche di formare degli artisti, delle maestranze, perché appunto c'è grande richiesta. C'è un'esplosione, Eliana, veramente anche di luoghi, di scelte, di produzioni. È chiaro che questo è un mestiere che non puoi improvvisare, quindi hai bisogno di guide importanti, e quindi ritornando al tuo progetto del carcere lo trovo veramente straordinario, soprattutto per questa capacità anche di individuare, passami il termine Luciano, dei talenti magari inespressi, dei talenti naturali, che poi, come dici bene, riesci anche ad assegnare nei vari reparti dei mestieri del cinema, perché io non oppure sono penso... loro a candidarsi, a chiedere. C'è qualcuno che dice a me piacerebbe proprio questo, non so, e si lanciano. Ecco. Vedete, negli anni ho scoperto una cosa: ognuno di noi ha un sogno nel cassetto, più sogni nel cassetto. Spesso tanti ragazzi, tante persone non sanno neanche di avere questo cassetto, non hanno neanche la chiave per poterlo aprire, e quindi cominciare anche a parlare di sogni, cominciare ad aprire questo cassetto per cercare di capire cosa nasconde al suo interno, e questi laboratori danno davvero questa possibilità di offrire degli stimoli, degli spunti, delle riflessioni. E
tirano fuori anche davvero delle competenze che i ragazzi hanno innate e che aspettavano appunto di essere scoperte, di essere per la prima volta individuate. Quindi i ragazzi hanno davvero tanti talenti. Sai Luciano, quando ho immaginato questa scaletta di quest'oggi, pensavo proprio a questo, i laboratori, il sogno nel cassetto, inserire un gigante come Gaetano Bruno della recitazione e poi ritornare a un esordiente che è Lina Siciliano. Siete i tre ospiti e, come dico sempre a Eliana, c'è un fil rouge che lega un po' gli interventi, quindi mi hai dato un assist straordinario nel parlare di sogni nel cassetto che poi si realizzano. Il terreno su cui stai seminando è un terreno veramente molto molto fertile ma faticoso, Luciano. Immagino quanta dedizione tu stai dedicando a questi ragazzi che magari sono un po' più sfortunati rispetto agli altri per i percorsi di vita che hanno alle loro spalle, ma che probabilmente il cinema, come il teatro, poi diventa il loro ancoraggio psicologico. Assolutamente sì, andrebbe studiato, andrebbe fatto cinema e teatro sin dalle scuole elementari, perché è un modo anche per tirar fuori le proprie debolezze, per vincere i propri fantasmi, affrontarli, quindi discipline fondamentali. E Non andrebbe basta fatto con i professionisti. Brava. Aggiungiamo noi. Assolutamente sì, anche perché c'è molta improvvisazione. Per poter avere poi dei risvolti veramente utili. Esatto. Dico, ogni tanto capita anche di avere la fortuna di avere qualche professore che ha un trascorso, Esatto. ma non sempre è così, e quindi Sta per suonare la campanella per Luciano. e non è quella della ricreazione, Poi al prendiamo contrario. un rimprovero dal dirigente scolastico, che non si chiama più preside ma dirigente scolastico. Grazie Luciano Accomando per essere stato qui con noi su Radio In. Sei delizioso Luciano, grazie. Vai dai Grazie a alunni voi. e digli Bocca vi al lupo. mandano un saluto Scinardo e la Viva il lupo. chiavetta. Ciao, Dai. ciao. Dai. Ciao. Un saluto da Radio In anche a tutti quelli che in questo momento stanno studiando. Abbiamo la pubblicità.